Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovici, il secondo funerale senza Sebastiano, e quell'assenza che adesso fa discutere più della presenza. Oggi, martedì 21 aprile 2026, a Trieste si è consumato un momento che avrebbe dovuto essere soltanto di raccoglimento e dolore. Secondo funerale di Liliana Resinovici. La cerimonia si è svolta nella cappella del cimitero di Sant'Anna, in forma riservata e a porte chiuse, con pochi presenti tra familiari e persone rimaste vicine a Liliana in questi anni. Dopo la funzione, i resti sono stati tumulati di nuovo al cimitero in un loculo del campo 32. Attorno a quel feretro c'erano il fratello Sergio, la cugina Silvia Radin, la nipote Veronica e alcune persone che da tempo accompagnano la famiglia nella richiesta di verità e giustizia. I presenti indossavano una spilla bianca con la scritta «Lilli, io ci sono», diventata il segno simbolico di un legame rimasto intatto nonostante gli anni, le riesumazioni, gli accertamenti e una vicenda giudiziaria che non ha ancora consegnato una verità definitiva. Questo secondo addio arriva dopo un percorso lunghissimo e doloroso. Liliana era scomparsa il 14 dicembre 2021 ed era stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nell'area dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Le spoglie erano state riesumate nel febbraio 2024 per consentire ulteriori accertamenti medico-legali a Milano e solo dopo questi passaggi la procura ha dato il nulla osta per una nuova sepoltura. Resta invece il divieto di cremazione. Oggi dunque non si è chiuso soltanto un rito funebre, si è riaperta anche tutta la ferita di un caso che continua a restare sospeso. E poi c'è il punto che più di ogni altro ha colpito l'opinione pubblica. Sebastiano Visintin non era presente. Oggi risulta l'unico indagato per l'omicidio della moglie e, secondo quanto riportato nelle cronache della giornata, non è stato coinvolto nell'organizzazione del funerale e ha preferito restare fuori Trieste, lontano anche dal clamore mediatico e dalle telecamere. Nei giorni scorsi il fratello di Liliana aveva anche espresso apertamente il desiderio che la cerimonia restasse privata e che Visintin non partecipasse. Ed è qui che il discorso si fa delicato, perché oltre ai fatti cominciano inevitabilmente le interpretazioni. Da un lato c'è una considerazione che pesa e che non può essere liquidata con leggerezza. Se un domani Sebastiano Visintin dovesse risultare innocente, allora per i familiari di Liliana resterebbe addosso un rimorso enorme, quello di avere escluso il marito dall'ultimo saluto alla donna con cui ha condiviso decenni di vita. Sarebbe una ferita nella ferita, una di quelle scelte che oggi appaiono comprensibili nel dolore e nella tensione del momento, ma che domani potrebbero diventare insopportabili da ripensare. Dall'altro lato, però, esiste anche la lettura opposta, ed è una lettura che molti inevitabilmente faranno. Perché un marito che si proclama estraneo, un marito che si sente innocente, nell'immaginario comune tende a voler essere presente a ogni costo al funerale della propria moglie, anche sfidando ostilità, gelo e telecamere. Il fatto che Visintin abbia accettato di non esserci senza trasformare quell'assenza in uno scontro pubblico clamoroso, per alcuni può apparire come un atteggiamento poco convincente, quasi rinunciatario. Però questo va detto con nettezza. Una presenza o un'assenza a un funerale non sono una prova, non sono un indizio giudiziario autosufficiente e non possono mai essere scambiate per un'ammissione di colpa. Sono semmai gesti che incidono sulla percezione pubblica, non sulla verità processuale. Ed è proprio questo il punto più amaro di tutta la scena di oggi. Il secondo funerale di Liliana Resinovici non ha restituito pace, non ha chiuso il caso, non ha messo tutti d'accordo, ha soltanto mostrato, ancora una volta, quanto questa vicenda abbia ormai spaccato tutto: affetti, ruoli, memorie, simboli, persino il diritto all'ultimo saluto. Da una parte i familiari che vogliono proteggere Liliana e difendere la loro idea di verità, dall'altra il marito assente, la cui posizione resta pesantissima sul piano pubblico e investigativo, ma ancora tutta da definire nelle sedi che contano davvero. Alla fine, l'immagine che resta è quella di una donna sepolta per la seconda volta, mentre intorno continua a mancare la cosa più importante: una verità definitiva e condivisa. E finché quella verità non arriverà, ogni gesto, ogni assenza, ogni silenzio, ogni esclusione continuerà a essere letto in due modi diversi. È questo il vero dramma di oggi. Non soltanto che Sebastiano Visintin non fosse presente,
ma che in qualunque direzione andrà domani questa storia, qualcuno rischia comunque di portarsi addosso un peso enorme per sempre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.